Va bene, bella gioia. Vai pure. Stai facendo una foto? No, un video. Sei in castigo? A pelare patate? Ma anche tutto sexy si è messo in castigo, guarda, guarda, guarda. Sì. Ma che sexy. Una massa. La prima mattina. Buongiorno Italia! Ti riprometto di riportarti a Segusino a fare le riprese fatte bene con gli amici. Oggi porta pazienza, sono qua gentile consorte. Farò giusto magari 2 clip veloci così alla buona con la GoPro. Noi siamo partiti, guarda alle spalle, non so se vedi, c'è l'area camper di Segusino e adesso andiamo a piedi fino un attimo in centro. Dopodiché dal centro, perché sono vecchio che mi dimentico le cose? Stramare. Da visitare, sì, ti porteremo intanto a dare un'occhiata anticipata al borgo di Stramare, che dovrebbe essere una cosa molto particolare. Non ho detto nulla ad Alessia di cosa c'è, anche perché magari dopo non c'è, quindi fa una brutta figura, insomma. Per arrivarci o ti fai il sottopassaggio che è proprio davanti all'area camper, ok? Entri direttamente in paese, oppure se ti piace così giocare con la tua giovane vita ti fai la statale qua. Sai che la galleria, facciamo anche la galleria? No. Qui a sinistra hai la passeggiata che avevamo fatto col CP l'altra volta, ti ricordi, Riva al Piave? Sì, esatto, più che altro chi conosce il canale sa che se io esco qua Alessia e lei deve fare le maratone, quindi non puoi permetterti di fare un attimo una clip, una foto, perché te la trovi già in tanta mona. Curi, che il sol magnaore, curi. E come disse Renzi, this is the centro of Segusino. Quando a noite chegar. No, stiamo sperimentando una cosa un po' anni 80, praticamente abbiamo il navigatore, no? Però abbiamo detto no, non usiamo il navigatore, guardiamo le mappe, no? Che se tu guardi la mappa su Google Maps è un po' come se guardassi una mappa cartacea, no? E allora ci stiamo arrivando alla vecchia maniera, sì che singano ste robe piacciono. Quero star contigo até o sol. Perché resto convinto che il navigatore ti rimbambisce, mentre ragionare sulle cose ti attiva le capacità intellettive. Sente seu corpo L'arrivo per me, livre. seppur con la stessa fidanzata, quanta voglia avevo io di fare cose nuove. A parte che non la cambierei, non avrei motivo di cambiare la fidanzata. Cioè un po' come dire, no? Uno che gli piace camminare, cambio le gambe. Cioè ho le mie, van bene perché devo cambiare le gambe. Cambio i posti dove andare a camminare, ma le gambe tengo quelle, no? Com'è romantico Sai che questo ti caricano assieme. paragonato alle gambe. Sì, guarda un volante là, tipo di console videogioco. Serve vaccini per il tetano? Nossos olhos se incontram. Vedi, questi possono ricordare gli spazi, quelli per sparare coi fucili, invece secondo me no, secondo me questi sono gli sfoghi, gli scoli per l'acqua, che dopo l'acqua varda viene a cascare qua dentro sti canaletti qua. Ti capito? Alta tecnologia idrologica, anche perché siamo dovuti rampegare su, quindi insomma alta se alta come livello. Però guarda, un'operatrice del benessere, andiamo a chiedere le sue tariffe. Buongiorno signorina operatrice del benessere, mi vuole esporci le sue tariffe? Vengo con te e basta. Giù che arriva i ciclisti, no, adesso vuoi vedere in salita, fa tanti pincioni. Si è persi i ciclisti, non arriva più su. E ti fa tanti pinzoni, dopo si ferma, lo riconosciuni. Sono andati via dritti. Sì. Guarda che morosa organizzata, perché adesso fa le maratone professioniste, vedi, con quelle braghe da maratona, con quelle scarpette apposta, vedi, tutte sorbette. Ti fa fatica anche loro a rampegare su. Ma dai, ma guarda! Allora,
Questo è il campanile della chiesa, quello è il famoso campanile di Segusino, questo qua, guarda, pim pim, aspetta fai piano che non lo spacche, e che quello è bellissimo di notte, è una figata pazzesca perché gli ha messo le luci, no? E quando suonano le campane, che le abbiamo viste ieri arrivare, vedi queste campane che si muovevano tra le luci, veramente una cosa stupenda. In più vedi la collina, no? Che è addobbata con tutte queste lucette che sembra un albero di Natale, invece no, sei casette, è molto bello da vedere. Anche quanto avremo da camminare per arrivare lì, la salita dovrebbe essere in teoria che è abbastanza ripida, però sai come dice il detto, Google Maps non vede, il sigaro non duole. Ah, che è tutto proprietà privata e ce lo metto, però guarda il cavallo Poretto che voleva interagire, vedi? Sì, fa una partita a carte, a brisque, qua è legne, ti porto veda tutte le robe tipiche, le ciocchette. Perché da noi qua in Italia, credo in tutta Italia, è usanza quando nasce un bambino o una bambina mettere la ciocca rosa se è femmina, celeste se è maschio. Mentre quei rosse no, quei rossi è qui che si laurea. Quei nere le perché la finire rompesi i coglioni e quei bianche, ciò, quei purtroppo se è una brutta roba quei bianchi Italia. Bellissimo, sì, alimentari qui una volta, anche se no, qua bisogna lamentarsi un attimo che manca i cosi, quelli all'entrata. Esatto, sì. Beh ragazzo, vai tranquillo senza Google Maps perché è tutto segnato, tu devi andare a Stramare dove c'è il borgo che secondo me è figo. Comunque non capisco perché non fanno tutte le case così, magari dentro ok nuove, moderne, ma fuori, cioè guarda che diverso valore che dai al paesaggio, è tutta un'altra roba. Ciao cavarete! È una razza molto strana, nera, non l'ho mai vista. Veramente non l'ho mai vista. E c'era la Molly uguale. Italia segna che bisogna andare a trovare anche la Molly. Guarda Italia, scrivi un'altra roba. Vedi, è molto tipico nelle zone di montagna. Aspetta, mi pare sempre essere a strozzo perché guardo il monitorino ma l'obiettivo sedea. E trovi i murales nelle case. Madonna che gaine strane. Guarda, quella a sinistra vabbè è normale con la crista e quella a destra non si capisce. Ah sì, guarda tutte le piantine strane, tutte sono robe tipiche. Guarda anche i fioretti, l'ilex agrifolium, chiamasi anche agrifoglio. No, i sassi, oddio che brutte figure, come che si chiama al capo? Sì, quello di Valdobbiadene, ma non mi ricordo il nome. Ecco che mi sono ricordato, Zoe da Valdobbiadene. No, spero non sia cacchi perché guarda che è grave, sì è cacchi. Perché io ce l'ho un po' su però con i cacchi, no? Con la natura che ha creato i cacchi, perché scusa un attimo, noi esseri umani sì possiamo arrampicarci eccetera fino a un certo punto, ma certi cacchi, tipo quelli là nell'angolo in alto, come facciamo a prenderli? E mi veda tutti sti cacchi che costa 1,50 € al paio, buttai là, me dà fastidio. Guarda i famosi vigneti del collina, Ucciuccio che è anche il nonno di dove vende male. Vedi qua dietro c'è altra gente coraggiosa che fa camminate di prima mattina, sì prima mattina gli 11 e col can che va a arrampicarsi su in montagna. Yeah! Non fa scherzo. Sì, fai 70 all'ora HDP. È in discesa, sì. È una squadra, c'erano anche le ragazze. No, l'ultimo sì mi ha fatto cagare addosso. Era oltre i 70 all'ora, Ezio può testimoniare che aveva la moglie che faceva gare. No, mi ha fatto cagare addosso perché guarda com'è fatta la curva. Lui praticamente, giustamente, no, Valentino Rossi insegna, ha tagliato la curva e io però ero qui in contromano perché mi vedessero le macchine ovviamente nel bordo della strada, guarda, non è che so in mezzo a strada, però ti arriva sto qua che ti sfiora di mezzo metro, hai 70-80 all'ora e ti caghi addosso. Se vuoi la verità, se vuoi una bugia te che palpi il culo, te che c'avi il portafoglio e ti butti sopra il buron. Ti sei commossa per la palpatona di culo che ti ho dato? Oh, era per spiegarti come... vabbè amore, ma era per spiegare... Via. Anda dentro per l'utero. Ma no, amore. Hai fatto malissimo. Ma no amore, vieni qua. Era la mia dimostrazione d'amore che ti davo tanto amore. Ma perché sei così scemo? Pensavo mi arrivasse l'amore davanti. Che bello questo musco ciccione.
esprimere una bella camminatina. Come la paglia per non farli Vedi che hanno prendere tutta la paglia intorno. Ma, Guarda che va là, e anche questi, perché sennò fanno il freddo. ma Italia, secondo te, questi sono ulivi? Vedi, Le Puntine del Mondo è un canale autoculturale, ossia non che parla della cultura delle auto, no? Le Puntine del Mondo fai domande e che altri che spiega che risponde. Il tutto, aspetta, in lingua veneta, quindi anche con questa forma di poliglottismo, voglio dire. Le Puntine del Mondo è un canale cosmopolitan, ma no cosmopolitan a rivista, cosmopolitan nel senso che parla diverse lingue, che parla un fiade di diverse culture e soprattutto quelle nostre qua del nord Italia. Quanto mi diverto io con la GoPro, cioè faccio la mia vita, questa scatolina praticamente inesistente che te la tieni in tasca. Con me ti divertissi, Anche no? con te, gioia mia, ma no, sì, ma sai che ogni tanto io già consigli qualche scappatellina me la sono fatta, no? Sai che mi ha detto anche che sono accomodante quella volta, no? Però sai che Puntine del Mondo non ha penti a lingue, ogni volta si prende parole, tipo quando quella volta in Macedonia che ha descritto, ha fatto vedere la realtà e abbiamo avuto modo di notare che qua a Segusino c'è tanta spazzuria, tanti rifiuti in giro, ma non solo in questa parte che sto riprendendo, ovunque, veramente ovunque, anche nei giardini, nelle case, dappertutto. A me dispiace seriamente parlare male, però questo anche per invitare magari persone del posto e San Fiammanco Spassoni. No, vabbè, ma questa è una discarica che hanno fatto, guarda, copertoni, sacchi, guarda che roba. Ragazzi, cioè siamo veramente peggio della Macedonia, della Serbia e di alcune zone dell'Albania, guarda che roba. Anche una tanto. Pazzesco. Però va, veramente, ripeto, nulla contro Segusino, però mi ha lasciato veramente, no deluso, veramente stupito di trovare tutta questa immondizia in giro in questo bel paesino che ci ha messo anche l'area camper e tutto quanto, quindi insomma dovrebbe essere una cosa, un paesino abbastanza attento, no, al turismo. Però ragazzi, Segusino è anche casa vostra, cioè non lo so, no, non per comandare casa dei che altri, però veramente ragazzi, cioè io sono rimasto a bocca aperta a vedere sta roba che trovo in giro per le strade. Vabbè dai, dimentichiamo tutta la spazzuria che siamo arrivati. Serve mascherine? Eccolo. Oh, baby, understand.